dovrei andare che ho un appuntamento. E la camera? Beh, la vedrò un altro giorno. Vabbè, allora vengo anch'io con te, vengo a prendere una boccata d'aria. Esci? Sì? Perché ti dispiace? No, va. Già, tanto tu quando mi puoi rimanere sola a casa, allora sei contenta. Ma insomma, Dorotea, ieri siamo andati al cinema, 2 giorni fa siamo andati a teatro, ma che vai trovare? Una sera che voglio uscire con un mio amico che non vedo da 15 anni. Ceneremo fuori. Ah, non torni nemmeno per cena? Ti vuoi proprio dare alla vita? Beh, sai cosa ti dico? Tu non esci. Io esco. Tu non esci! Io esco. Tu non esci! Artu, sparale, chiami un giro. Io lo devo fare naturale. Ah, pure naturale. Vabbè, l'aspetto qua oggi. Io esco. Tu non esci! Io esco. Tu non esci! Andiamo, eh? Aspetta. Ah, dobbiamo aspettare pure che si alzi. Vabbè, l'affare si complica, eh? Ha già avuto una grazia. Allora scatto buona. A che ora ci vedremo? Verso mezzanotte. Divertiti. Andiamo, Michele. Buono. Ah, Michele. Sì. Aspetta un momento. Dorotea? Sì. Papà, esci. Papà, esci. Esci. Artu, ma che le mano non l'avevo fatta niente? Mono. Ma stasera quando torno sono stanco. Io prendo questo colombo. Ho l'astro. Io prendo questo colombo. Ho l'astro. Chi sta il colombo? Io prendo questo colombo e lo vado a inchiudere nella gabbia. In meno di un secondo il colombo sarà scomparso. Avanti, madamigella. Speriamo che fa buono, no? Il colombo che era nella gabbia l'ho fatto scomparire. Lui non sa fa niente. E nemmeno lui sa E adesso ha la sorpresa. No, la sorpresa l'ava lui. Il colombo che era nella gabbia l'ho fatto scomparire. E adesso si trova nel cappello del Signore. Fate vedere il colombo. Ho l'astro. Fate vedere il colombo. Ho l'astro. Colombo! Ho l'astro. Colombo! Pollastro! Ti sto dicendo a Dio che è un mulatto! Lui che è un mulatto! E da ringraziare a chi lui che si è rubato Colombo! I soldi spizzi pure lui per accattarsi mulatto! E non ci voleva proprio un affezione! Ma non volevo fuori che 10 lire, ma non volevo fuori! Ma mi è venuto scrupolo e coscienza, mi è venuto! Mi è venuto il rimorso della legalità! Non tengo spicci. Non mi serve niente, guardate, andatevene, non mi fate vedere al direttore che si arrabbia. Io sono il maestro che dirige l'incisione. Voi siete il professore di violino? Io non ho bisogno dei vostri spiccioli, ho bisogno della vostra attenzione totale. Mi chiamo Ludovic Scardè che ho diretto una filarmonica, sebbene di Potenza.
Una volta ho rotto una sedia in testa a un orchestrale perché ha composto una croma con una biscroma. Sentite, a me delle vostre crome e biscrome non me ne frega niente. E moderate i termini perché io non vi conosco. Non mi conosci? No. Mi conoscerai. Mi farò conoscere!